Io so, chissà, so che chissà, sa che so la storia pop di Sassari, so da quattro gatti un bel po', riporto fatti che ho vissuto in fatti. Io so, chissà, so che chissà, sa che so. Io so, chissà, so che chissà, sa che so la storia pop di Sassari, so da quattro gatti un bel po'. Mi sono avvicinato alla cultura hip hop intorno ai primi anni 90 con il rap. Ho iniziato ad ascoltare musica rap e poi mi sono reso conto che era una cultura. Già da quel periodo c'erano i primi film che parlavano di hip hop. Stavo a scuola, alle superiori, insomma, ho iniziato anche a avvicinarmi molto al writing come prima cosa, diciamo, cui sono stato operativo e creativo. Il writing, niente, ho iniziato a fare dei bozzetti un po' seguendo quelli che erano gli esempi nella città di Sassari. Gli esempi erano ben pochi, c'era Palolo che era uno dei primissimi writer a Sassari, che aveva fatto dei pezzi vicino alla stazione, faceva lettering e puppet, insomma ero rimasto molto colpito. Poi c'era chiaramente le riviste, le prime fanzine che giravano, quelle in bianco e nero, quelle a colori, poi c'è stata L. E niente, poi un po' iniziavo a seguire quello che c'era, che era anche, diciamo, quelli che poi diventeranno i miei amici, che sono i ragazzi della STK, Sound True Color, dove c'erano personaggi come Stile, Kizza, al tempo si chiamava Varranda. Niente, mi sono avvicinato a loro, li ho conosciuti perché facevano la stessa cosa, facevano i bozzetti e a un certo punto abbiamo formato, anche riunendoci negli stessi posti, una crew che si chiamava GVC e che poi ha iniziato come crew di writing che comprendeva, diciamo, l'STK, molti dell'STK e poi tanti altri che sono avvicinati e hanno iniziato anche a fare il rap. Da lì è nato il gruppo del Voodoo, che era composto da tutti quelli della GVC che avessero velleità di rapper, diciamo, di cantanti. Quelli che hanno sempre seguito alla fine siamo stati io, Mozza, Mr. Bro, Pelo e poi un po' di altri hanno fatto delle prove, Peach aveva fatto delle prove, Pesca. E insomma ognuno ha provato sempre a fare un po' di rap. Già Padrino Noise aveva iniziato a fare anche i primi scratch, insomma il gruppo si è formato così, con personalità che venivano e andavano, un punto fisso siamo sempre stati io e lui e tuttora continuiamo. Che mi ha sfiorato, non scordo a luci ciò che ciò per me era presentato. Chi c'era al gremio a Carbonazzi ciò non l'ha scordato. E se le C più Sied e i menir più RD di poi più Dorra sopra il mic, ogni trip, se tu mi chiedi a veri o dico no, tu non veri. Gli aperti sverbis via Venezia, gli scleri del Meri, la gente in slip allo smile, personaggi seri, fratelli sorella strana infine ai pompieri. Estate al caos, al Sarrone o Frenzy al CC, Sassari in azione breccando OVS sui breakbeat. Un'ovazione per la Hall of Fame, a San B, etro, ti porto indietro su sto film, cerebro. Questo è il bla 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 bla. La gente parla addosso ma la verità non sa. Bla, e ancora bla 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 bla. Piangiamo su in un posto mentre un'altra la realtà. Bla, a Sassari città il bla 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 diventa ancora più grosso. Bla 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 bla. E spesso il passatempo della gente che non sa parlare d'altro che parlare di un altro. Bla bla bla. Quindi nei testi, diciamo, cerchiamo sempre di rappresentare un certo disagio che si ha nella società, diciamo una certa rabbia molto spesso e in genere si parla più di quello che non va, anche cercando a volte di ironizzare, comunque sempre parlare di qualcosa che non va nella società. Quindi fare in modo che i propri pensieri possano avere un punto di arrivo anche scritti in una canzone e che possano arrivare a più gente possibile. Questo è il bla 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 bla. La gente parla addosso ma la verità non sa. Bla, e ancora bla 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 bla. Piangiamo su in un posto mentre un'altra la realtà. Bla, a Sassari città il bla 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 diventa ancora più grosso. Bla 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 bla. E spesso il passatempo della gente che non sa parlare d'altro che parlare di un altro. Bla bla bla. Pronto? Ti
chiamo perché so la verità. A quello là l'ha fermato la polizia in stato di ebbrezza con l'amica e con sua zia, che oltretutto aveva una rara malattia. Mi han detto che era in via, Aspetta, com'era il nome? a fianco a Santa Maria. Però l'amica C'è una cosa che ci sta molto a cuore a livello dei testi, è quello di non essere autoreferenziali, nel senso di non comunicare soltanto alla scena hip hop e non parlare soltanto di hip hop. Quello che ci interessa è parlare di tante cose, di parlare di certi sentimenti che abbiamo, e quello che ci interessa è che la gente che si senta, diciamo, nella stessa situazione, che abbia provato le stesse cose o che sia d'accordo con noi, apprezzi questa musica e l'ascolti. Questo è quello che interessa di più rispetto che non rinchiudersi in una nicchia dove purtroppo secondo me l'hip hop in Italia è stato a volte troppo relegato. La via che tu vivi, tu scrivi l'attivi ogni giorno dai brividi, i buoni cattivi, mi sono i più vari casini. La vita vivila, la vita non vivi, scambi tu vedi, li eviti, tu valuta e vivi. Eviti i limiti, divide queste gente qui, senti vividi, sentimenti liquidi, insipidi, stipidi, stipidi, umani lanzati ma precisimi. Non c'ho mai due attimi, adammiare e cagami, l'hai compreso lo fratello, quelli da Sassari, non batti muli da cervello, questo è coupé, e tu parli, sono che sono il popolo, real hip hop, da sempre. Abbiamo iniziato nel 1996. Inizialmente ascoltavano musica hip hop Fabrizio, altri amici che poi ho conosciuto meglio dopo e ai quali mi sono avvicinato anche per questi interessi comuni. E qualche anno dopo abbiamo iniziato a avere la voglia di provare a fare qualcosa, tentare qualche registrazione, ma ancora non era una cosa originale, erano più che altro imitazioni di quello che c'era già in giro. E poi è nata questa cosa del voodoo che ci ha riunito, un progetto comune da portare avanti assieme. C'è sempre un buon motivo per essere incazzato. Se ancora non ce l'hai puoi contarci, sta arrivando. Del resto adesso è questo che mi tiene in vita ancora. L'avrei fatta finita se non fosse per mia figlia Viola. L'unico pensiero d'oggi è che è rimasto fuori dal disastro. Le doveva stare, invece sono un pazzo che è lontano dal normale, crede ancora nei suoi sogni. Credevo in una madre, non mi aspetto più che torni. I miei testi non hanno un interlocutore fisso, raramente possono essere indirizzati a qualcuno e in genere sono delle riflessioni personali, quindi non ha importanza a chi sono indirizzati. Chi vuole ascoltare lo ascolta, perché è come una pagina di un diario che tengo, sintetizzata, perché ci sono molti più concetti di quelli che uno scrive in un diario, cioè proprio una sorta di cronaca di quello che provo io. Sono molto introspettive le cose che scrivo io, anche le cose che scrive lui. C'è più di un motivo, voodoo per essere incazzato. È uno schifo scrivo per non esservi assuefatto. E quando arrivo negativo è perché mi ci ho portato. Se persino il tuo vicino vuol far soldi dal tuo stato. Noi abbiamo iniziato facendo, diciamo, demo tape proprio con le minime tecnologie possibili. Abbiamo iniziato a produrre dei dischi che davamo a mano in giro per la città e per tutte le feste, tutte le jam hip hop, diciamo. Abbiamo iniziato con un demo diciamo nel 96-97 che era questo, e questo demo diciamo è proprio registrato a livelli più bassi, registravamo in presa diretta con una radio, fino ad arrivare all'ultimo che abbiamo fatto, che è questo, Voodoo 2005, ed è un CD sempre autoprodotto, che comunque siamo riusciti a arrivare a mantenere, diciamo, la stessa formula, però cambiando lo stile negli anni e tutto. Un mio progetto personale è poi il progetto 4MAQ, 4 Mori, 4 Arti, 4 Quarti, che è venuto fuori, diciamo, il nome è venuto fuori attraverso un mio CD nel 2005, e da lì ho voluto creare un movimento vero e proprio, un movimento che mettesse in comunione di nuovo tutti quelli che fossero interessati all'hip hop in Sardegna, che fossero attivi, che fossero degli artisti, niente, ma senza appartenere per forza a un gruppo, a una cricca particolare, semplicemente avere un movimento per cui si organizzino eventi. Poi una radio, come è successo grazie alla collaborazione con Radio Indipendenza, ho fatto Radio 4MAQ sull'hip hop in Sardegna, poi una TV insieme a Alberto con Infrangere
per creare una TV che parlasse di pop sardo, e quindi il 4MAQ, questo programma che state vedendo. E insomma risulta essere una cosa per ritornare un po' allo spirito vero dell'hip hop, cioè tutte le arti unite assieme.